Raccogli le confezioni Tetra Pak insieme a carta e cartone. Questo è il messaggio della campagna informativa presentata in conferenza stampa nella sala consiliare del Comune di Sora. L'iniziativa è promossa dal Comune di Sora e da Tetra Pak Italia per incentivare la raccolta differenziata. Ad illustrare nel dettaglio l'iniziativa è il vice sindaco con delega all'ambiente Fausto Baratta, che ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa che vuole sensibilizzare e richiamare l'attenzione dell'intera cittadinanza sulle corrette modalità da seguire per una raccolta differenziata di qualità e sulla necessità di ridurre la produzione di rifiuti. Abbiamo voluto fortemente questa iniziativa perché abbiamo ritenuto che sia un mezzo per migliorare quella che è la raccolta differenziata. Fin da subito siamo stati sensibili a questo aspetto, è stato subito un argomento che ci ha colpiti e che ci ha sensibilizzati, e per questo proposito noi vogliamo intervenire verso i cittadini perché è un dovere soprattutto civile ma anche economico. La campagna realizzata dalla cooperativa Erica vuole mettere in evidenza la filiera di riciclo e fornire alcuni accorgimenti molto semplici per il corretto conferimento. Il messaggio che noi lanciamo è molto semplice. Il Tetra Pak, le confezioni in Tetra Pak vanno smaltite nella carta e nel cartone. Spesso si incorre in errori che rovinano la raccolta differenziata e quindi si fanno degli errori madornali inserendo il Tetra Pak nella plastica oppure addirittura dell'indifferenziato. Tetra Pak sta conducendo ormai da anni una campagna per sensibilizzare i cittadini e lo fa attraverso i comuni in collaborazione con le ditte che gestiscono i rifiuti e tende a sottolineare appunto l'innovatività della tecnologia Tetra Pak che diciamo punta al risparmio delle risorse, quindi stiamo parlando soprattutto di carta perché i contenitori Tetra Pak sono composti per il 75% di carta, per una parte piccola in plastica e altra in alluminio. E quindi il risparmio delle risorse. Pensate che Tetra Pak da quando è nata negli anni 50 ha ridotto il peso dei propri prodotti del 30%. La città di Sora effettua la raccolta differenziata sull'intero territorio comunale ormai dal 2016 e sin da subito ha ben risposto. È comunque sempre necessario ricordare l'importanza di differenziare i rifiuti correttamente e di contribuire in maniera attiva alla riduzione dei rifiuti. La raccolta differenziata, come tutti sapete, è partita nel 2016 a Sora ed ha avuto da subito un buon successo da parte di tutti i cittadini. Una cosa però che non dobbiamo assolutamente rischiare è che queste buone prassi e buone abitudini che fin dall'inizio sono state messe in campo da tutti i cittadini ora piano piano per stanchezza o per disabitudine possano venir meno. L'anno scorso con grande soddisfazione il Comune di Sora si è piazzato tra i comuni ricicloni vincendo ben 2 premi, uno a livello nazionale come comune riciclone, l'altro a livello regionale, in quanto la raccolta differenziata ha superato l'asticella che era stata posta per la partecipazione appunto a questi bandi, a questi concorsi. Adesso è necessario mantenere alta la guardia e quindi noi che cosa stiamo facendo? Stiamo rinforzando i controlli proprio perché persiste ancora qualche cattiva abitudine da parte di pochi, però bisogna dire che c'è ancora, e quindi stiamo rinforzando il lato dei controlli e intendiamo ancora, anche quest'anno, rinforzare le campagne di comunicazione, di formazione e di sensibilizzazione.